È un atto di guerra vile, vigliacco atto di guerra che ci porta a un bilancio tragico. Non usa mezzi termini il presidente della regione Veneto Luca Zaia nello stigmatizzare i tragici fatti di Parigi. Esprimendo la solidarietà ai francesi e ai parigini, il governatore Zaia ricorda che anche l'Italia è a rischio attentati e per questo servono controlli. Qui ci vuole un'azione radicale, l'esercito in strada, tutte le forze di polizia ovviamente impegnate sui controlli. Questo è fondamentale. A rischio anche il Veneto e se anche oggi ogni teatro, bar, piazza o monumento diventa luogo sensibile, il pensiero va a un luogo simbolo della cristianità, piazza San Marco, e il timore in particolare per il carnevale con migliaia di turisti in maschera che si riverseranno in città. Per il governatore Zaia vi è un'unica soluzione. Venezia ha due punti di ingresso principali che sono Piazzale Roma e la stazione. Da lì bisogna fare i blocchi, i varchi, dove ogni persona, come quando si va in aereo piuttosto che in un treno, venga controllata, identificata, si tirerà da parte la maschera e bisogna capire chi è. Dare porte aperte a tutti in un'occasione come quella del Carnevale la vedo veramente pericolosa. È giusto aumentare i livelli di sicurezza al massimo delle possibilità, replica la capogruppo PD in Consiglio regionale Alessandra Moretti, ma non dobbiamo, spiega in una nota, lasciare che i missari del terrore vincano la loro guerra e ci riducono a vivere senza essere più liberi. E attacca il governatore Zaia e la Lega, re ad inneggiare alle crociate e parlare di terza guerra mondiale, dimenticando, continua Alessandra Moretti, che l'odio non si combatte con l'odio ma con la fermezza. Con un tweet di prima mattina invece il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha espresso la sua solidarietà al popolo francese, scrive, per il vile attacco subito.